Amici di Sportisili, amici di Localcio, ben trovati alla puntata numero 17 di Localcio Extended Version. Sì, è bell'inglese anche per accogliere la puntata finale per quel che riguarda il mese di gennaio che nel calcio dei professionisti è mese caldo per via del calciomercato, ma per quanto riguarda i dilettanti è mese che precede il caldo, ovverosia la temperatura che si alza perché stanno arrivando gli scontri diretti, ne arriveranno in eccellenza, in promozione, in Serie D naturalmente, e noi saremo qui a commentarli insieme a voi, a commentarli insieme ai protagonisti. Ogni tanto distolgo lo sguardo perché devo, ed è cosa buona e giusta farlo, condividere la diretta. Fatelo anche voi se ci state guardando, se volete anche così interagire con i vostri amici appassionati di calcio, almeno per quanto riguarda la prima parte, ovvero sia quella dedicata al campionato di Serie D, che con il girone I prosegue la sua marcia, prosegue la sua corsa con ancora una volta una vittoria per il Siracusa e per la Reggina, che portano a casa 3 punti a testa e allungano ulteriormente rispetto alle rivali, perché perde il Sambiase al Tomaselli di Caltanissetta e perde, anzi pareggia la Scafatese, ma questo lo vedremo a breve, perché prima di entrare nel vivo, con l'ausilio, come di consueto, del mitico Salvo Geraci in regia, andiamo a vedere quelli che sono i risultati del turno numero 21, il turno che di fatto è il numero 4 del girone di ritorno, con Castrum Favara Licata 0-0, Sant'Agata Siracusa 0-1, Pompei Vibonese 0-3, Locri Paternò 2-2, San Cataldese Acragas 4-0, Scafatese Enna 0-0, Nissa Sambiase 2-1, Igea Virtus Acireale 2-0, Ragusa Regina 0-1, per una classifica che vede il Siracusa al comando con 48 punti, 45 sono i punti della Regina, 42 il Sambiase che si stacca dunque ulteriormente, adesso a -6 dalla vetta, 41 sono i punti della Scafatese, poi a 39 la Vibonese, Nissa 30, Paterno 29, Castrum Favara 28, Ige Virtus 27, Enna 25, San Cataldese 23, Locri 22, Pompei e Acireale 21, Ragusa 19, Ragusa 20, scusate, Licata 19, Sant'Agata 16 e infine Acragas a quota 14 punti. Notizia che non è ancora ufficiale, lo diventerà a breve. Cambia ancora la guida tecnica del Città di Sant'Agata, visto che a breve verrà ufficializzato l'esonero di Ezio Raciti, tecnico che non sembra riuscire a trovare pace, ha provato a rimettersi in gioco con la società del Sant'Agata, tra l'altro esonero che arriva dopo la sconfitta patita ieri contro il Siracusa al Fresina di Sant'Agata di Militello. E allora, visto che l'ho accennato, ho aperto l'argomento con l'ausilio delle immagini targate Tris Siracusa, andiamo a vedere il successo, lo 0-1 degli Aretusei di Mister Turati della capolista contro il Sant'Agata. Con un gol di Andrea Russotto al 20° del primo tempo, il Siracusa espugna Sant'Agata per 1-0. Senza a quadro Palermo, Barbana e Rizzo, Turati ripropone la stessa formazione che domenica scorsa ha travolto al De Simone alla Nissa per 4-1. Azzurri che hanno l'approccio perfetto alla gara. Al 5° minuto infatti Limonelli per Di Paolo, il sinistro si perde fuori di pochissimo. Al 6° però ci prova la formazione di casa col sinistro a giro di Fontana, che però si perde nettamente al lato. Al 1/4 d'ora Di Paolo fa la sponda di testa per Maggio, gran rovesciata del capitano azzurro che si stampa sul palo. Al 20° il Siracusa passa, la progressione di Di Grazia per Russotto che aveva iniziato l'azione e gol sotto misura dell'attaccante romano degli azzurri al 3° centro stagionale nelle ultime 2 partite. Siracusa ancora pericoloso al 25° con Di Paolo con un tiro da fuori e la palla che finisce al lato. Al 27° è la volta di Limonelli a provarci dal limite con Minguzzi che mette in angolo un pallone che era destinato ad insaccarsi sotto la traversa. Ci prova al 30° Candiano al volo con un pallonetto fuori di un soffio. Al 37° ancora Limonelli, l'imbucata per Maggio, il sinistro di prima intenzione, la respinta del portiere Minguzzi.
Al 39esimo gli azzurri però si distraggono ed è un super Iovino che evita la capitolazione per ben 2 volte, prima sul sinistro a botta sicura di Pussetto e poi sul tentativo di tap-in di Manfrellotti. Nella ripresa il cliché non cambia, Siracusa subito pericoloso al primo minuto, Maggio, spalle alla porta, gran sinistro con Minguzzi che devia sul palo, la palla ritorna contro la nuca del portiere di casa e finisce di poco alta, sopra la traversa. Al secondo minuto mischia nell'area del Sant'Agata con Minguzzi che riesce a deviare ma non arriva nessun tap-in vincente a Retuseo. Al 14esimo la combinazione Russotto-Maggio-Russotto, sinistro alto di poco. Al 19esimo rischia tantissimo il Siracusa con Pussetto che prova la conclusione, ma c'è la deviazione di Pistolesi in calcio d'angolo. Al 20esimo entra Sarao per Maggio, un minuto dopo il cross di Falla trova Minguzzi a respingere di pugno e Di Grazia che prova la botta al volo con la palla che finisce sull'esterno della rete. Entra al 25esimo Convitto per Russotto dopo tanto tempo, ma al 29esimo è pericolosissima la squadra di casa con ancora Pussetto che però scivola all'ultimo momento davanti al portiere Iovino. Al 33esimo l'occasione più nitida per la squadra di casa per pareggiare. La svirgolata di Sus permette a Manfrellotti di presentarsi tutto solo davanti a Iovino che lo ipnotizza evitando così la beffa. Al 35esimo entra Alma per Di Grazia e dopo 4 minuti proprio Alma mette in mezzo per Di Paolo. Ottima l'inserimento dell'attaccante, del giovane attaccante azzurro con la palla che finisce di pochissimo alta. Al 40esimo entra Ba per Candiano, al 42esimo ancora Di Paolo pericolosissimo con la palla che finisce alta. Al 44esimo entra Puzzone per Di Paolo e fra l'altro viene anche ammonito il giovane attaccante Retuseo per perdita di tempo. Minuti di recupero. Al 46esimo Sarao calcia addosso a Minguzzi. Al 50esimo l'ultima occasione da gol è per gli azzurri, ma ancora un Legno si stampa il pallone sulla traversa sulla conclusione a botta sicura di Convitto. Finisce così col successo a Retuseo, terzo derby vinto nelle ultime 3 gare giocate, l'allungo in classifica su Sambiase adesso a -6, su Scafatese a -7, Vibonese a -9, ma c'è sempre la Regina a -3. Domenica prossima a Retusei in casa col Pompei, Regina in trasferta ad Acireale, prima del big match del 9 febbraio al Granillo. E dunque rientriamo, vittoria di misura ancora una volta con la porta inviolata per il Siracusa che spugna il campo di un Sant'Agata sempre più in difficoltà. A proposito di Siracusa salutiamo l'onnipresente Paolo Vinci che ci fa compagnia, per così dire. Siracusa che dunque porta a casa un altro successo importante, tiene a distanza la Regina che ha espugnato un altro campo siciliano, ovvero sia quello del Ragusa. Tra l'altro il gioco di parole e lo scherzo del destino vuole che tra i marcatori ci fosse anche Nino Ragusa, tra l'altro seconda trasferta consecutiva in Sicilia in gol per l'attaccante messinese, perché se ben ricordate è andato a segno anche nel recupero disputato 10 giorni fa contro il Castrum Favara, in casa del Castrum Favara, interrompendo quella che è stata una striscia positiva molto importante per la squadra guidata da Pietro Infantino. Proseguiamo anche con le immagini perché abbiamo come di consueto altri 2 contributi dal campionato di Serie D e il prossimo contributo, ritmo un po' basso in questa serata. Il prossimo contributo dovrebbe essere quello tra Nissa e Sambiase. Chiedo conferma a Salvo Geraci. Igea. Salvo Geraci è una persona molto sveglia, a differenza di chi conduce, perché vince e convince Ligia Virtus, che nonostante che dopo il cambio in panchina sta riprendendo a macinare punti, è tornata nella parte sinistra della classifica proprio dopo la vittoria di ieri dal Contres Barone contro la Cireale, che si ferma anche Benjamin Mokulu, che diciamo è attaccante principe
non soltanto della squadra acese, ma anche di tutto il campionato di Serie D Girone I in questi ultimi due mesi, 2 mesi e mezzo. Quindi andiamo a vedere la vittoria della squadra giallorossa barcellonese contro la Cireale con le immagini che stiamo per vedere targate 3MTV. Alfredo Trombino, ancora lui, l'attaccante giallorosso entrato nella ripresa dalla panchina, risolve la sfida contro la Cireale firmando una fantastica doppietta che permette all'Ige Virtus di centrare la seconda vittoria di fila in casa e il terzo risultato utile consecutivo che proietta i barcellonesi al 9° posto in classifica a +6 sulla zona play-out. La squadra acese, arrivata a Barcellona a caccia di punti salvezza, ci prova su calcio piazzato di Romano, ma il suo destro al secondo tentativo non centra lo specchio della porta. Poi l'Igea si fa vedere con un cross dalla sinistra di Carullo che costringe Zizzania a rifugiarsi in angolo, ma pochi minuti dopo gli ospiti rimangono in 10 uomini quando il signor Principe, su indicazioni del secondo assistente Puglia, espelle Danfa per un fallo su Maltese a palla lontana. L'Igea approfitta dell'uomo in più e nella ripresa al minuto 67 sblocca il match quando Trombino, con una fantastica punizione indirizzata all'incrocio dei pali, fa secco Zizzania spianando i suoi la strada verso la vittoria. Per l'attaccante in maglia numero 10 si tratta della 7ª rete in campionato. I giallorossi spingono alla ricerca del raddoppio, reclamando anche un possibile rigore su Cannatella, ma il fischietto di Tivoli dice di no. Il direttore di gara non ha dubbi invece poco dopo, quando concede la massima punizione ai barcellonesi per un braccio largo in aria di Mokulu, e con Trombino che dal dischetto spiazza il portiere, facendo così Ige Virtus 2 a Cireale 0, e per Trombino è doppietta personale, 8° sigillo in campionato, il terzo nelle ultime 2 gare giocate. Nel finale lo stesso Trombino, perfettamente servito da Di Palma, avrebbe la chance di firmare la tripletta e quindi di portare a casa il pallone, ma sciupa tutto calciando in bocca al portiere. Il 2-0 finale consegna dunque all'Ige Virtus la 5ª vittoria casalinga, 7ª complessiva del campionato e il punto numero 27 in classifica, mentre la Cireale rimane fermo a 21 punti al 5º posto play-out. Rientriamo, doppietta di Trombino e la vittoria dell'Igia Virtus contro la Cireale. Stavo dando un'occhiata a quelli che sono anche i messaggi che stanno arrivando non soltanto sulla pagina Facebook, ma anche sul canale Instagram. Naturalmente vi invitiamo a farlo, vi invitiamo a seguirci non soltanto su Facebook, su Instagram, su YouTube ovviamente, dove sta andando in onda la trasmissione sul canale Sportisili TV. Naturalmente l'invito è quello di seguirci su Facebook, appunto su Instagram, su X, e ovviamente di guardare e di spulciare il nostro sito www.sportisili.it, dove potrete trovare le notizie più aggiornate sul calcio e sullo sport siciliano a 360 gradi, in quella che è la casa dello sport siciliano sul web. Ricordo domani il primo appuntamento, faremo anche un po' di pubblicità sui social per quella che è la prima puntata di Futsal Zone, il primo contenitore tutto dedicato al calcio a 5 siciliano. Alla conduzione purtroppo vi toccherà ancora una volta il sottoscritto, primo ospite, e che ospite oserei dire, di questo nuovo format, il presidente della divisione nazionale calcio a 5, il dottor Stefano Castiglia, che ho già ringraziato insieme all'ufficio stampa della divisione per averci concesso questo onore di aprire con lui le danze in quello che sarà un bellissimo appuntamento con il futsal regionale e nazionale. Nel suo caso, tra le altre cose, sarà una puntata speciale perché faremo anche la spola con Catania, visto che domani verrà presentata la partita di qualificazione agli europei di futsal tra Italia e Bielorussia, che si giocherà proprio al Pala Catania giovedì sera. Sportisiri sarà presente all'evento e quindi domani, nel bellissimo scenario del Palazzo della Cultura di Catania, manderemo in onda quella che è la prima puntata di Futsal Zone della stagione 2024-2025. Sarà ovviamente un dolce e ricco antipasto verso l'appuntamento della prossima stagione, dove Futsal Zone sarà, insieme allo calcio e a tante altre sorprese, un bellissimo appuntamento. Ricordo che Futsal Zone andrà in onda esclusivamente sul canale YouTube Sportisili TV, quindi non sui social, non su Facebook, anche per darvi la possibilità di gustarla in anteprima. Potete mettere tranquillamente il promemoria, ci penserà il vostro
qualora siate iscritti e qualora non lo siate, vi invitiamo a farlo. Ci penserà direttamente la vostra iscrizione al canale a ricordarvi l'appuntamento con Futsal Zone. Torniamo però sul calcio, torniamo su la Serie D perché tanti risultati molto interessanti. Io poc'anzi erroneamente ho lanciato il servizio su Nissa San Biase che non manderemo, quindi qualora vi siate sintonizzati per quello purtroppo non lo trasmetteremo. Tanti altri risultati, ritorno alla vittoria della Vibonese, in coda la vittoria larga della San Cataldese contro l'Acragas sempre più in crisi, sempre più in difficoltà, ma anche uno 0-0 abbastanza scialbo per quanto riguarda le pallagol, ma sicuramente non per il ritmo e per l'intensità che si è vista, che hanno messo in campo le due delle squadre giallo-blu di questo girone, ovvero sia il Castrum Favara di mister Infantino e il Licata di Pippetto Romano, uno 0-0 che di fatto forse contenti avvantaggia di più gli ospiti canarini, che sono rimasti tra l'altro per quasi un'ora con l'uomo in meno. Non è riuscita a sfruttare la superiorità numerica per mettere dentro la seconda vittoria consecutiva, invece la squadra favarese, che comunque muove la classifica, mette dentro un altro punto e si avvicina sempre di più alla salvezza. Quindi con le immagini da noi prodotte, ringrazio in tal senso Giuseppe Montalbano come di consueto da Favara per le sue immagini molto preziose, andiamo a vedere il pareggio a reti bianche tra Castrum Favara e Licata. Torna a giocare tra le mura amiche dello stadio Bruccoleri il Castrum Favara, che dopo aver vinto all'ultimo istante il derby dell'Esseneto contro l'Acragas si ritrova ad affrontare un'altra squadra che sta cercando di tirarsi fuori dalla zona medio-bassa della classifica, ovvero sia il Licata, affidato nuovamente alla guida tecnica di Pippetto Romano. Con le immagini prodotte come di consueto da Giuseppe Montalbano andiamo a vedere il film della partita. Poche le palle gol nel corso soprattutto del primo tempo. Qui l'avanzata sulla destra di Camilleri che fa scendere il pallone, lo crossa al centro, prova ad arrivare Varela che viene anticipato dall'intervento giudicato regolare dal direttore di gara, poi cerca di attaccare con Lucchese, il Licata crossa al centro, il colpo di testa di Minacori con la palla che sorvola la traversa, poi a un certo punto va a terra Scuffia che avverte un lieve malore, il gioco si ferma per qualche minuto, poi come stiamo per vedere l'estremo difensore del Castrum Favara si rialza ed è pronto a riprendere il gioco. Calcio di munizione per il Castrum Favara, ci prova Baglione, l'eroe del derby, la palla rimbalza davanti a Rossi che riesce a smanacciare, poi serie di trattenute al centro dell'area di rigore. In una di queste c'è la manata ai danni di Vaccaro da parte di D'Antona, rosso diretto da parte del direttore di gara, e dunque Licata che per tutto il secondo tempo e parte del primo rimane con l'uomo in meno, ma attenzione però all'ultima palla gol del primo tempo è proprio per il Favara, colpo di testa di Mbaye, rimane fermo Scuffia, la palla esce di poco. Con le immagini passiamo al secondo tempo in cui il Castrum Favara cerca di imprimere ritmo. Qui Vaccaro con la giocata sulla sinistra vede libero la piana, lo serve il numero 10, carica la conclusione che però si alza sopra la traversa, si rammarica il numero 10 della formazione di mister Infantino, che poi deve difendersi da questo tentativo da parte del Licata con questa conclusione dalla distanza messa tra le braccia di Scuffia, poi tentativo di Vaccaro che non impegna più di tanto Rossi. La partita prosegue, altro calcio di punizione, ancora Vaccaro cerca la porta col sinistro, non la trovano di più intraprendenti l'ex giocatore tra le altre del Palermo, che qui prova ad innescare la piana, il quale da posizione impossibile calcia sul primo palo, blocca tutto Rossi, poi ancora Vaccaro, questa volta alla battuta della punizione verso il cuore dell'area. Rossi in uscita smanaccia, mette il pallone in calcio d'angolo, poi spinge la Duca con il cross a cercare Varela, c'è la chiusura in calcio d'angolo da parte dei difensori del Licata. Qui Rossi pressato rischia qualcosa, per poco non perde palla, in qualche modo la allontana addosso ad un giocatore del Castrum Favara, poi proprio dal rinvio del numero 1 del Licata arrivano i tre fischi da parte del direttore di gara. Finisce 0-0 il derby siciliano tra Castrum Favara e Licata, un punto per uno che muove la classifica, forse più utile per la squadra di Romano che per quella di Infantino. E da Sportisile è tutto, alla prossima. 0-0 dunque al Bruccoleri tra
Castrum Favara è licata, occasioni da una parte e dall'altra, ancora una volta il Castrum Favara usufruisce di una espulsione a favore, tra l'altro ancora una volta sugli sviluppi di un calcio d'angolo, questa è una cosa abbastanza curiosa, ancora una volta se non ricordo male Vaccaro, vittima dei colpi proibiti dei giocatori avversari, ad Agrigento fu il difensore De Marino, questa volta è stato D'Antona a finire nel taccuino dei cattivi. Prima di chiudere e prima di fare lo switch dalla Serie D all'eccellenza della promozione, anche perché fuori dallo studio scalpita Giorgio Stassi per intervenire, per fare da ospite insieme a Salvorifici. Andiamo a vedere, mentre Salvo Geraci in sovraimpressione manda la classifica, come di consueto andiamo a vedere quello che sarà il prossimo turno, il numero 22, quindi quinta giornata di ritorno del girone I di Serie D, prima giornata del mese di febbraio, con il derby siciliano Acra Castiggia Virtus, poi Aci Reale Regina, altro derby, anzi altri due derby, Enna Città di Sant'Agata e Licata Ragusa, poi Nissa Locri, Paterno Scapatese, San Biase, San Cataldese, il Siracusa capolista riceve il Pompei, infine la Vibonese riceve la visita dell'appena citato Castrum Favara, quindi il nostro spazio di circa una ventina di minuti in questo caso sulla Serie D si chiude. Voi naturalmente non andate via perché abbiamo da farvi vedere tanta eccellenza, tanta promozione. A breve in studio Giorgio Stassi con Salvorifici in conduzione col sottoscritto. Qualche minutino, giusto il tempo di settare lo studio e quindi torniamo con lo calcio.
Buonasera, Lo Calcio in onda in diretta su Sport Easily. Questa sera parliamo di gol, sarà una serata da veri bomber perché abbiamo ospite, dopo finalmente aver realizzato 100 gol, Giorgio Stassi. Buonasera Giorgio. Salve a tutti, buonasera. Ciao Salvo. Adesso è ufficiale, Francesco, perché c'è stata una querel. Siamo sicuri? Sì. Siamo sicuri? Una... Salvo, siamo sicuri? Sì. Ok. Fa segno il ok. pollice. Dopo che settimane fa faceva così, quindi dall'indice è passato al pollice, perché adesso sono addirittura più di 100, perché 102 sono i gol che Giorgio Sassi ha segnato tra i dilettanti, quindi innanzitutto bravo Giorgio, complimenti, perché non è un, diciamo, un traguardo che tutti possono dire di aver raggiunto, e tu l'hai fatto dopo 17 gol in 12 partite disputate, perché purtroppo per te e anche per il Bagheria hai dovuto saltare buona parte della tua stagione per un infortunio, tra l'altro, che non ha nulla a che fare con il calcio. Spiegaci quello che è successo e chiaramente anche il tuo pre, durante e post infortunio. Sì, innanzitutto buonasera. Diciamo che quest'anno è iniziato più o meno in linea come l'anno scorso, quindi già subito partendo bene dalla Coppa Italia, al campionato, poi purtroppo sono cose che comunque succedono. Ho avuto un brutto infortunio extra campo, extra calcio e un incidente stradale che mi ha tenuto fermo un bel po' di mesi, Esatto. quasi 3 mesi. Quindi ho avuto bisogno di un intervento chirurgico, però fortunatamente dopo, ripeto, dopo 2-3 mesi sono potuto tornare, sempre ovviamente non la paura, però certo. con l'incognita di chiedermi, diciamo, come sarei ritornato. Però fortunatamente già dalla prima è andata bene, quindi poi uno mentalmente si sblocca e quindi, come dici tu, aver ripreso poi, diciamo, il periodo dove ho lasciato, cioè che comunque già stavo segna cioè avevo segnato, poi magari ho avuto l'infortunio e non era facile ritornare, sono tornato, poi fortunatamente diciamo che è andata bene Non così. hai perso lo smalto, No. nonostante 3 mesi di Esatto. inattività. Questo ne giova soprattutto il Bagheria, cioè Francesco che dice: ma quando lo dovevi Quando lo perdere? perde lo smano, perché da altre cose, mentre lui parlava, pensavo che è stato un periodo anche di montagne russe, perché sei diventato papà Esatto. durante l'infortunio, se non ricordo male, Sì. quindi ti sei anche goduto di È stato più. un 2024, diciamo, Un po' un po', movimentato. un po' Tra movimentato, tra decimi di cose belle, cose punto, meno ripeschaggi belle. mancati, insomma, non ti sei annoiato. No, 2024 abbastanza pieno di alti e bassi, però Però diciamo dai, sta Eh, andando, sta sta andando, sta andando andando. Sta andando bene, tra l'altro parleremo chiaramente del Bagheria quando ci torneremo a occuparci della promozione. Bagheria che chiaramente dopo 3 gol realizzati da Giorgio, e non è l'unico, non sono stati solo questi 3 i gol segnati dal Bagheria, ma ne ha fatti addirittura 6 in quel di Valderici, ma ripeto, ne parleremo dopo, perché cominciamo come al solito dall'eccellenza, campionato che Giorgio ha disputato per tanti anni della sua carriera, prima di decidere di appunto approdare nell'ambizioso Bagheria e magari ritornarci nel più breve tempo possibile. Eccellenza che ieri Francesco ha visto comunque sia ancora una volta la conferma, già sabato di una e domenica dell'altra, del duetto che sta, diciamo, dominando il girone di eccellenza. Sì, hai detto bene, perché da altre cose si sono anche copiate il risultato, perché hanno vinto tutte e due, sia Athletic che Gela 3-0, una in casa, ancora una volta posso dire non dominando, soffrendo un pochettino, perché comunque l'Athletic ha sbloccato il risultato nel secondo tempo contro un San Vito che, come ci preannunciava Mister Colombo la settimana scorsa, è andato a vendere cara la pelle. Tra l'altro scusate, Athletic che ha messo a segno, penso, gli ultimi 2 colpi della stagione, perché ha messo dentro Azzimati come under, ha messo dentro tutto Domenico Mistretta come attaccante. Il Gela invece ha dato quella che secondo me è una grande prova di forza a Castellammare, perché tutti eravamo lì, io in particolare che sono una persona molto fissata con i corsi e i ricorsi storici, pensavo che quasi un anno fa, era esattamente l'11 febbraio,
si chiudeva il campionato per colpa, tra virgolette, del Castellammare che batteva il Pro Favara di sabato pomeriggio, agevolando la Nissa nel suo percorso. Molti pensavano che potesse accadere lo stesso, invece il Gela ha confermato di essere una forma strepitosa, 7 vittorie consecutive, tra l'altro segnando caterve di gol. Entra Arcidiacono e fa un gol, Salvo stesso era scioccato per il gol che ha fatto Biccio a Castellammare. Castellammare senza Adamo, va detto, però a prescindere da tutto, grande prova. Non ha giocato, o meglio, ha giocato solo 20 minuti lo Sciacca perché si è fatto male l'arbitro. Tra l'altro, Sì. sfortunatissimo, è arrivato a Benevento, si è La, fatto male. la cosa carina che Giorgio dice una partita mi sono andato a vedere, è durata mezz'ora e sono andato a casa. Però, dopodomani c'è il recupero. Tra l'altro, sarà una settimana intensa per lo Sciacca perché gioca mercoledì. Non giocherà 90 minuti, ne giocherà 70 più recupero perché si riparte dal 20°, poi giocherà sabato perché domenica è festa patronale a Sciacca e quindi anticiperanno la partita. Se non erro, adesso non ricordo contro chi gioca, però partite importanti tutte per lo Sciacca perché deve tenere viva la fiammella playoff di cui abbiamo parlato fino alla settimana scorsa, e c'è stato il sorpasso di nuovo del Piana sul Misilmeri. Piana che ha giocato a tennis, ieri ha vinto Sinner, gli Australian Open, ma tante squadre hanno giocato a tennis, tra cui quella del cui presente Giorgio Stassi. Bella vittoria, anche se Chinnici era molto arrabbiato nonostante la vittoria, non so se avete visto l'intervista. Comunque, a te la parola per... Sì, no, volevo più che altro. Giorgio è amico di tanti giocatori e addetti ai lavori anche che in questo momento stanno giocando in eccellenza, e penso che conosce moltissimi di quelli che si stanno giocando diciamo, la vetta, molti del Gela, ci sono tanti palermitani, dal direttore ai giocatori, così come all'Atletic Palermo, insomma, penso che Giampiero e tutti quelli che fanno parte di questa squadra sono persone con i quali hai avuto a che fare o da avversario o da compagno di squadra. Da te vorrei un'analisi su questo duello, come la vedi, se quello che ti aspettavi e se secondo te lo scontro diretto deciderà o comunque sia non sarà decisivo ai fini della vittoria finale del girone. Per quello che comunque si sta vedendo è un campionato abbastanza duro, abbastanza tosto, quindi vedere dei risultati, anche questa vittoria fuori casa a Castellammare, che non è mai, come diceva Francesco, è costato anche qualche campionato Esatto. a Castellammare, quindi andare a vincere nei campi, in trasferta, l'eccellenza è sempre tosta perché incontri sempre squadre organizzate, quindi non è mai facile. Però io vedo quelle due corazzate là davanti una spanna sopra tutte, quindi fra Athletic e Gela secondo me non... Cioè, a parte il Gela e lo Sciacca che comunque prova, non vedo quella... Tra i due non hai una favorita. Secondo me non ho una favorita, però secondo me alla fine lo spunta l'Athletic, Quindi questi due perché la vedo più punticini. organizzata, Sì. più... Francesco, tra l'altro leggiamo magari i risultati di quella del girone A di eccellenza, perché noi abbiamo fatto una domanda a Stefano, sì, diciamo, all'ospite della settimana scorsa, e abbiamo chiesto: Stefano, ma secondo te i playoff si fanno? E Stefano dice sì, secondo me sì, ma anche se c'era, diciamo, era un giudizio più o meno ambiguo, perché lui diceva di sì, noi due eravamo non tanto d'accordo. In questo momento ci sono 10 punti tra la seconda, che è il Gela, e la terza, che è lo Sciacca, anche se, ripeto, come ha detto poc'anzi bene Francesco, lo Sciacca deve giocare una partita perché con la Parma non si è giocato. La stessa domanda faccio a te, Giorgio. Ho detto che quelle due stanno facendo un campionato a parte, secondo te alla fine si faranno i playoff oppure diciamo no? Non lo so, cioè nel senso, io penso che il Misilmeri o chiunque si trova in quelle posizioni spera fino all'ultimo comunque di farle, perché è sempre un obiettivo da raggiungere per delle squadre che non In questo puntano momento più. Misilmeri è distante 15 punti dal È un Gela po' tosta, e perché il quelle Piana due, 14. sia Athletic che Gela, secondo me non molleranno un colpo domenica su domenica. Quindi sarà abbastanza dura per le società che vorranno fare i playoff e raggiungere l'obiettivo, perché comunque quelle due sopra corrono talmente, vanno veramente forte. Quindi Risultati? Risultati, allora, giornata numero 19, avevo già Esatto. detto della sospensione
di Parmonval Unitas Sciacca. Spoiler, la ripresa la trasmettiamo di nuovo noi in diretta sul canale YouTube Sporti Serie TV, quindi sintonizzatevi se non potete andare al Francolo Monaco. Le partite che si sono invece giocate: Castellammare Gela 0-3, Accademia Trapani Folgore Castelvetrano 1-0, Athletic Club Palermo San Vito 3-0, 3-0 anche per il Casteldarcia nella partita degli ex, come Esatto. diceva a microfoni spenti anche Salvorifici, contro il Lascari Cefalù. Don Carlo Misimmeri Marsala 1-1, San Giorgio Piana Oratorio Marineo 6-2, Super Giovane Castelbuono Partinica Audace 1-1, per una classifica che vede l'Athletic Club Palermo in testa a quota 47 punti, Gela 45, Unitas Sciacca 35, San Giorgio Piana 31, Don Carlo Misilmeri 30, Marsala 29, Parmo Valle e Castellammare 26, Accademia Trapani 24, Folgore Castelvetrano e Partinica Audace 21, Super Giovane Castelbuono e Casteldarcia 19, San Vito Lo Capo e Oratorio Marino 17, Lascari Cefalù a 6, ricordo come ha già fatto Salvo, una partita in meno per Parmonval e Unitas Sciacca. Ci andiamo a vedere, fra. Ci andiamo a vedere la capolista. Come sa? Capolista. Athletic San Vito. Vito. Da Flores, poi Valenza prova a entrare all'interno dell'area di rigore, invece tocca il largo per Bongiovanni, propone il cross deviato, occhio a Valenza, un buon sinistro, colpisce il palo Valenza e va un passo dal vantaggio l'Athletic. Rischia qualcosa. Torna dietro da Rusconi, poi che fa occhio al pallone recuperato da Spinola, può entrare in area di rigore, temporeggia poi il tocco per Concialdi, può calciare con il sinistro, invece il tocco è per Flores, sinistro, pallone doppio palo, il pallone rimane lì ancora, deviazione e poi il pallone è spazzato via. È successo qualcosa di impensabile, una cosa che era successo solo a Borriello in una semifinale contro una finale contro l'Inter, adesso succede a Flores, doppio palo. Spinola cercava lo scambio con Concialdi, ma perde nuovamente il possesso del pallone. Adesso occhio alla ripartenza degli ospiti con Largo Guadalupe che riceve il pallone 1 contro 1 con Insidis, il gioco di gambe, se la porta sul mancino, occhio al pallone centrale, Sangaré non arriva sul pallone ma poi arriva la deviazione, ancora in possesso Issa, fermato da Bongiovanni e poi Insidis col pallone per Calagna, il pallone è qui per Spinola. Entra col tocco per Flores, controlla con la suola, poi il tacco è per Birardi, il traversone che diventa quasi un tiro! Deviazione da parte di Rusconi in corner, Birardi ha cercato il jolly. Guadalupe controlla ma viene intercettato da Bongiovanni che prova ad andare via, Bongiovanni in mezzo a due, poi Mistretta controlla, può calciare, invece il tocco, cercava Concialdi, poi Mistretta calcia! Pallone che si perde sul fondo di poco, prima occasione creata da Mistretta. Da Concialdi sul suo mancino, Spinola ha il riferimento offensivo, Valenza, c'è il movimento di Flores, preferisce andare largo da Salazar che ha un po' di spazio, Salazar è dietro, Spinola con l'esterno, pallone sul fondo, non prende il giro che voleva. Da Giuffrida e va al pallone recuperato da Salazar. Flores lascia lì per Salazar, va via centralmente, il tocco e poi per Flores, Spinola che entra in area di rigore, poi il tocco ancora, Salazar! Il vantaggio dell'Athletic, l'1-0 di Salazar dopo lo scambio perfetto sull'8 mancino e poi il numero 20 a chiudere la conclusione e a battere Rusconi. Il gol dell'1-0 dell'Athletic lo segna il nuovo entrato Salazar. Raimondi sbaglia il passaggio, Logrande punta la porta, il numero 14, occhio che calcia dalla distanza, pallone che si perde sul fondo, occasione per il Città di San Vito Lo Capo creata dal numero 14. Pressing Giuffrida di prima, qui Salazar in anticipo, poi Valenza allarga
da Mistretta, con il tocco in area di rigore, conclusione di Mistretta, ma c'è un intervento del direttore di gara, calcio di rigore per il tocco con le mani del giocatore del Città di San Vito Lo Capo, ravvisato dal direttore di gara che per un istante aveva lasciato correre, poi forse aiutato anche dalle guardaline, ha fischiato il calcio di rigore, occasione per l'Atletica e portare il parziale sul 2-0. Il direttore di gara ancora no, adesso sì. Parte Spinola, pallone centrale e palla in rete, il gol del 2-0 dell'Atletic, la calma olimpionica del 10 dell'Atletic e porta il parziale più 2 sul Città di San Vito Lo Capo. Salazar col tocco per Flores, scambio ad alta qualità dai due. Salazar può entrare in area di rigore, tocco ancora per Flores, va da Spinola d'esterno, il pallone per Flores, controlla Flores, pallone in rete, ma giocata fantastica da Funambolieri, quella dei tre argentini dell'Atletica. Salazar, Spinola e poi Flores danno spettacolo al Pavazza, 3-0, show dell'Atletic. Più tempo, triplice fischio del direttore di gara, Athletic Club Palermo che si impone per 3-0 sul Città di San Vito Lo Capo, si riporta nuovamente nella prima posizione in classifica. Athletic che nel prossimo turno affronterà in trasferta il Marsala. Torniamo in diretta dopo aver visto il bellissimo gol di Flores che vale il 3-0 dell'Athletic sul San Vito. Salutiamo Francesca Cuti che saluta anche Giorgio, Francesca la mamma di Domenico Fiorentino, giocatore del Bagheria. Milazzo che mi saluta, ciao Peppe. Poi abbiamo una considerazione da parte di Mauro e qualche bella domanda da Roberto Terranova. Intanto Nico che è il papà di Giorgio, buonasera a tutti, al nostro direttore Orefi, ciao Nico, ma soprattutto al vostro ospite bomber GS9, ogni tanto fallo un gol, chiaramente a parte che dico, non ci vuole essere di parte perché è la pura verità. Come non guardare l'unica trasmissione seria di calcio dilettantistico siciliano con i miei amici Salvatore e Francesco, accompagnati oggi da un mio carissimo amico che mi piace chiamare fratellino, il bomber numero 1 per distacco, che ne dica l'amico Salvo Gerari. Ti sei fatto più nemici di Trump, caro Salvo Geraci. Forza Giorginio, grazie Mauro, il nostro diciamo amico, telespettatore numero 1, cioè più affezionato chiaramente di tutti. Roberto Terranova, mi chiedo riguardo al Misilmeri e della sua netta flessione del giorno di ritorno, ma la rosa iniziale era così male? Domanda Roberto Terranova. A gennaio è stato fatto a mio avviso malissimo dal punto di vista gestionale del mercato, che poi inevitabile si è riflesso in campo con prestazioni da non Misilmeri. Quindi quello che dice Roberto, diciamo, il mercato ha penalizzato, comunque sia, ha fatto male più che fare bene al Misilmeri. Considerazione personale. Domanda che faccio a Francesco da, diciamo, addetto ai lavori, e poi anche magari Giorgio. Detto che, apro e chiudo parentesi, hanno preso Guagliè e Manfred. Esatto. Non gli ultimi della compagnia. Vai. Al di là del mercato, se dobbiamo parlare con i numeri, perché parliamo con i numeri, il Misilmeri ha stravinto col Marineo e quello, diciamo, era da pronostico. Ieri non vince col Marsala perché Gino Giardina si inventa un Eurogol su punizione a 10 minuti alla fine, però poi la Don Carlo Misilmeri perde contro Sciacca e Gela in trasferta. Col Gela perde al 96esimo, con lo Sciacca perde in una situazione comunque abbastanza rimaneggiata perché tanti giocatori fuori per infortunio, comunque reduci da infortunio. Mi viene in mente Costantino che è rientrato, se non erro, 2 o 3 settimane fa da un lungo stop. Mi viene in mente Sanna Sardo, che tra le altre cose è stato uno degli innesti di dicembre. Si è fatto male, credo, alla prima o alla seconda partita che ha giocato a Castelbuono. Quindi credo che sia un po' ingeneroso, al di là del dire sì, hanno preso Guagliè e Manfred. Manfred ha già segnato, Guagliè ha fatto 2 gol, di cui uno ieri, tra le altre cose, di uno strapotere fisico veramente impressionante, ma
chi conosce David Gueye sa che giocatore è, secondo me è un po' ingeneroso, per quanto comunque ci può stare come considerazione, perché 4 punti in 4 partite per una squadra abituata a sostenere altri ritmi. Io ricordo che il Misilmeri ha fatto, credo, 8 vittorie consecutive, adesso non... dopo aver perso col Marineo, con la conseguente cacciata, tra virgolette, di Dame Sané dopo l'espulsione, credo che abbia infilato 8 vittorie di fila, 10 risultati utili consecutivi. Comunque era la squadra più in forma, forse anche più di Gela e Athletic in quella fase della stagione, tant'è che ha fatto scalpore l'uscita alla Coppa per mano del San Vito. Molti addirittura già immaginavano una semifinale Sciacca Misilmeri con l'Athletic, poi lì ad attendere, poi non è successo. Quindi sì, secondo me è un po' eccessivo. Poi tra altre cose, ora il calendario in teoria si ammorbidisce, tra virgolette, anche se domenica il Misilmeri va a Casteldaccia, che non è mai un cliente facile, però vedremo, insomma. Rientra in quel novero di squadre Don Carlo, Piana, non sottovaluterei il Marsala, che in questo momento è fuori, però è lì, è una squadra sempre così, Rognosa. rognosa, rientra in quel novero di squadre e secondo me può ancora rientrare per i playoff. Giorgio, che ne pensi del Sì, mercato del io mi collego a Francesco dicendo che comunque mi sembra un po' eccessivo questa cosa, quindi secondo me a livello proprio di risultati, di società, comunque sia in linea. perché comunque anche nel mercato invernale si è rinforzato, ha preso 2 grandi attaccanti, si è giocato la semifinale, poi è andata come è andata, però secondo me è una società, ha vinto il derby, che per Misilmeri, io sono stato a Misilmeri, è Importante. importante. Quindi secondo me è in linea, farà molto bene, anche perché ho un paio di amici anche che giocano là, quindi D'accordo, siamo tutti d'accordo dell'ottimo operato. Poi, Senza orifici invece. no, io Chi sono abbiamo detto no, io penso che l'obiettivo di Luigi, che è il direttore Picone, era quello di migliorare la squadra e secondo me nome alla mano, carta alla mano l'ha migliorata perché è andato via Tripoli che stava facendo benissimo, però sono arrivati Gueye e Manfredi, quindi 2 top player, quindi poi possono anche non incidere subito, comunque non fare quello che uno si aspetta, ma il lavoro della società è impeccabile, secondo me, dal punto di vista del mercato. Poi diciamo che chiaramente uno, forse il tifoso si aspetta qualcosina in più, ma secondo me, come avete detto voi, chiaramente in linea. C'è il tuo, Sì, c'è il tuo mio spettatore preferito. preferito, lo stavo per dire, Rocco Trentalange. Buonasera a tutti, perché non parliamo dello Sciacca vincitrice della Coppa? Rocco ne abbiamo parlato la settimana Sei scorsa distratto, Rocco. Sei perché distratto. avevamo pure provato a portare qui qualcuno dello Sciacca, ma per motivi di infortunio, comunque sia di indisponibilità, non sono potuti venire, ma verranno sicuramente anche magari a portarci la Coppa. E non ne possiamo parlare ora perché ieri neanche hanno giocato, causa infortunio dell'arbitro, ma Forza Sciacca va tutto in Coppa Italia perché li rappresenta. Per notizia, ieri mancava il funambolo Lavardera. Buonasera a tutti e forza Don Carlo, è vero. Ivan è uno di quelli che fa la differenza. Marco Mineo scrive Giorgino un ragazzo d'oro, un abbraccio ragazzi. Roberto dice ne riparleremo tra qualche giorno e tiriamo una linea. Grazie mille per il vostro pensiero. Dovere, grazie a te Roberto per la tua domanda. Salvatore Sanasaldo, buonasera e complimenti. C'è anche Davide Verderame che scrive Forza Gela. Con il Gela ha perso al 95esimo, però se il primo tempo finisce 4-0 non c'è niente da dire. Diciamo, è vero che il Gela ha provato a vincere la... Però è vero altrettanto che al 95esimo era 1-1 il Sono risultato. le due verità. Tra l'altro Marco Mineo per ora è impegnato fuori Sicilia, ho Sì, visto male. è a Coverciano per... a che- insegnare calcio. Sì, c'è una sorta di, non mi ricordo, votazione per il presidente dell'AIAC, quindi lui è tra i delegati e quindi è presente là. Sì. A proposito di Gela, Francesco, il nostro... Aspetta, c'è un appello. A un certo Momo Sala, direttamente a Liverpool, Sì. dice Orifici torna a Casteldaccia. Ma secondo me se n'è mai andato da Casteldaccia salvo Orifici? Momo, io so chi Seriamente. sei, cioè, direttamente dall'Empoli. io diciamo aiuto Pietro e la società da consulente, quindi Salvo diciamo, Orifici è il Deus ex machina dell'SD Casteldaccia. ufficialmente Poi- non sono a Casteldaccia, ma diciamo che sono sempre lì legati ai ragazzi, non li abbandono mai. A proposito di Gela, Salvuccio Geraci era lì presente a Castellammare per questo bellissimo match che il Gela è riuscito a vincere. Ora la domanda è, cari telespettatori, perché qua Salvo Geraci ne combina una a settimana.
Scriveteci nei commenti chi ha segnato il primo gol nel Gela. E io questa cosa l'ho vista oggi quando ho visto gli highlights e glielo volevo chiedere, quindi bravo, perché questo sarà un problema è vero che non farà mai 100 gol Zappalà, penso. Però ne ha fatti due, Mischinello, uno con l'Ascari e non si è visto, uno col Castellammare gli è stato Quindi, usurpato. secondo Gela ci sarà a quota 1. Basta, giustamente. Andiamo avanti. Eccolo il pallone che gira, colpo di testa sotto porta e l'autogol di Caronia. Seguito al colpo di Zappalà, 1-0 per il Gela. La rete che voleva Zappalà è stata intercettata da Caronia, 1-0 per i biancazzurri. Maidana, Vincenzi, Maidana, era per il Gela, Caronia, serie di tentazioni, palloni che arrivati, Dio, si accentra ancora, di per tiro, deviazione di Carantino con la testa, battuta corta, Privitera, si schiaccia Maidana, Privitera va con destro, in mezzo, il colpo fuori di Giuliano, si va così, con Privitera, verso il centro, colpo di testa di Zappalà, terra di Paola. Guagliana, qualcuno tira in porta le Castellammare, ci prova Guagliana da lì. Fuori la testa di Va, allontana con Cimino contro Vazzi, scontro Caronia. Caronia aspetta l'avversario, 2 contro 1 praticamente con le Castellammare che rimonta in difesa. Caronia, sul bacino, fallo di Caronia, calcio di rigore per il Gela. Manda a terra Angelo Caronia, lo scontro. Segnerà Bartolo Caronia. Parte Cucimano, il 2-0 del Gela con Salvatore Cucimano dal dischetto. Biancazzurri. Pizzolato, spandata, Tarantino. Cross di prima, ma deve tornare indietro rispetto alla sua posizione originale in area. Si alza il pallone Guagliano, sponda di testa, il tiro di controbalzo di piazza penetrato. Di testa la sponda di Dio, proprio per il penetrato Arcidiacono. Vorrebbe crossarla ancora sua, la palla e il tiro di Bauda, che spinge in angolo. Il lancio di Zappalà. Di testa Gugliacca per Cocimano. Del Gela, avanti Cocimano, per tu Conti Paolo, la deviazione sul palo, angolo. Privitera, va, si alza la testa in terra nuova, va, prova il tiro al volo, deviazione. Forte Maidana, tiro, palo. E allora Alessandro Di Dio con l'esterno. Arcidiacono per Privitera, avanti il Gela, spazio soprattutto a destra col gigante, pallone invece a sinistra dove c'è Gugliacca, si inserisce Arcidiacono, Gugliacca lascia dietro Maidana in mezzo, gol di Arcidiacono, il colpo di Totto, che gol ha fatto, vince Arcidiacono, 3-0 del Gela, che gol di vince Arcidiacono, mamma mia, come l'ha fatto, dietro pizzolato verso il centro. La riprende il Gela, ma è ufficiale il 3-0 del Gela su Castellammare al Matranga. Gela è momentaneamente primo in classifica con 45 punti in attesa della gara dell'Athletic Palermo. Torniamo dopo aver visto questo 0-3, quindi 3-0 e 0-3. Io mi sto divertendo come un Sì, pazzo, perché a ragazzi. microfoni spenti noi contiamo i gol di Giorgio. Questo comunque sia Una telenovela, sì, una- Voi non lo sapete, ci sono tipo, c'è là, come si chiama, i regoli, l'abaco, Sì. come si chiama, il pallottoliere, cioè tipo come a scuola elementare. Tra l'altro, Francesco Salvo ci ha specificato che il gol di Zappalà è di Zappalà perché da un'immagine dietro la porta si chiarisce, diciamo, l'eventuale. Mea culpa, Sì, l'eventuale Davide Verderame dice Zappalà, sì, è così. Calafiore, grande bomber, un saluto a tutti. Poi Maurizio Palazzotto Mazzitelli
Mazzitelli è Mazzitelli- cos'è, il terzino del sì, Marsala? sì. Cos'è? Ci stanno Ah, lavorando, ma ragazzi, c'è luogo e spazio adatto per esatto, parlare anche di questo, però non è con sni. SNI, esatto. Per terminare la diciamo parentesi legata all'eccellenza e poi, anzi, prima di mandare questo highlights, che è quello che riguarda la vittoria del Piana sul Marineo per 6-2, ti volevo chiedere, Giorgio, tu sei stato mai sì, a Marineo sì, sei stato un anno, mi pare. A Marineo no. No, mai. Allora, ti volevo chiedere, Marineo è invischiato nella zona per non retrocedere. Diciamo, io non so se classifica alla mano, lo puoi anche controllare se vuoi in diretta. C'è un bel, diciamo, gruppetto lì sotto che si sta appunto giocando la permanenza in categoria. Cioè, il Lascari, che diciamo è l'ultima, è un pochettino più distanziata rispetto alle altre. Ti volevo chiedere appunto, così come ti ho chiesto dalla zona medio-alta, ti chiedo zona medio-bassa, chi tra queste che vedi invischiate in questa zona, quella che magari secondo te rischia più di tutte di non uscire da questa querella. Ma Salvo, io non vedo una vera e propria squadra sfavorita in questa classifica medio bassa dell'eccellenza, anche perché sono tutte là, a 2 o 3 punti. Quindi poi, come dicevo poco fa, l'eccellenza è un campionato tosto, duro. Poi quando ti devi salvare, soprattutto in casa, dai quella cosa in più, magari fai quel risultato che non ti aspetti, poi magari prendi fiducia, vai fuori, magari vai a vincere fuori, non si può mai sapere. Quindi poi vedendo la classifica, ti ripeto, sono tutti a 3-4 punti, non c'è una vera e propria sotto, a parte il Lascari, che comunque secondo me è, Quella più, è quella diciamo, più in esatto difficoltà. in difficoltà. Per il resto anche perché Marineo in casa è una bella battaglia da andare a vincere per le squadre che vanno fuori casa a Marineo. Stessa cosa a Casteldaccio, a Castelbuono, sono tutte squadre comunque, anche se sono lì in fondo, sono organizzate, sono in piena corsa per il proprio obiettivo, quindi la vedo dura per tutte. Da Folgore Castelvetrano a Oratorio San Ciro e Giorgio ci sono 6 squadre in 4 punti, da 21 a 17, quindi insomma, Poi, e ci mettere dentro anche Accademia Trapani in questo momento. contando poi sconti diretti pure. Esatto, quindi diciamo che la classifica raccoglie tutte queste scusatemi, 7 squadre che si giocheranno fino alla fine un posto al sole. Il Marineo purtroppo viene da una seconda sconfitta consecutiva esterna molto pesante, perché 5-1 sono arrivato male, ha perso il derby, e 6-2 ha perso ieri, quindi 11 gol in 2 trasferte. Poi gioca in casa contro l'Atletic Palermo e rischia pure di pareggiarla, perché al 95esimo prende la traversa. Quindi diciamo eventualmente Mister Marino dovrà evidentemente, diciamo, aggiustare il tiro quando i ragazzi giocano lontano dalle mura amiche, e così vediamo anche il match che il Marineo ha perso 6-2 contro il Piana, che insomma si rilancia in classifica superando la Don Carlo e piazzandosi al quarto posto in classifica. La caccia del risultato positivo per voltare subito pagina e mettersi alle spalle il passo falso dell'ultima giornata per proseguire il cammino verso il proprio obiettivo, difendere la zona playoff o tentare l'aggancio a quella salvezza. Amici di Sportisiri, da parte di Luca Bucceri, buon pomeriggio e benvenuti allo stadio comunale di Cauli di Piana degli Albanesi. Questa è San Giorgio Piana, Oratorio Marineo, sfida valida per la 19ª giornata di eccellenza siciliana girone A. E parte il match con il San Giorgio Piana che va subito a mandare le palloni in avanti, possono essere le tattiche. Arriva la conclusione dalla distanza ed è il gol, il vantaggio del San Giorgio Piana. Ancora una volta Visconti, che come all'andata sigla il gol del vantaggio dei padroni di casa. 1-0 subito al secondo minuto. Punizione ancora una volta dalla sinistra, sempre con Pace, che la gioca corta verso Visconti. Visconti carica Marino, il pallone resta lì, ancora una volta riesce a deviarla Marino, resta a terra, poi c'è il gol, la rete, il 2-0 che arriva con
Graci, ed è proprio Pace a calciare al centro, il pallone messo dove c'è Scalisi e sono 3. Scalisi è entrato nel primo tempo al posto dell'infortunato Miliziano e arriva la rete del 3-0. Zara di De Sousa, è proprio De Sousa, 3-1, l'avevamo detto, poteva esserci proprio il movimento e c'è con il gol del 3-1 che si complica la vita con Visconti che la fa sua. Visconti, Torres, Maltese vede l'inserimento di Pace entra in area di rigore, incrociare, palo, gol, ed è il numero 10 a mettere il proprio nome sul tabellino dei marcatori. 4-1, è stata solo una parentesi momentanea quella del Marineo, con il San Giorgio che riesce a riportare a 3 i gol di vantaggio. Zara sul pallone, calcio d'angolo per gli ospiti, pallone messo al centro verso Di Peri, deviazione sfortunata di Visconti ed è 4-2. Movimento di Torres, Pace, Torres con il Maltese, Torres trova Maltese che controlla, poi ancora Maltese, sono 5. Bomber Maltese mette in rete il suo 7° gol stagionale ed è 5-2 per il San Giorgio. Riesce ad anticipare, poi calcia lontano dove va Torres, spallata furba e regolare, ancora Torres, Maltese la stoppa e sono 6. 6-2. De Sousa tira, c'è la chiusura di Gaio e poi ancora Gaio che va in rimessa laterale ma finisce qui, non c'è più tempo. Il San Giorgio Piana vince 6-2, fa suoi 3 punti importantissimi per la classifica, per continuare il proprio cammino nella zona playoff, per difendere la zona playoff. Invece notte fonda per il Marineo che perde 6-2 e ora nella zona playout. Torniamo in diretta dopo aver visto il 6-2 del Piana sull'Oratoro Marineo. Ci dispiace per i ragazzi di Marineo per questa, diciamo, brutta sconfitta, ma siamo sicuri che torneranno subito sulla retta via e siamo contenti dall'altra parte per il Piana che sta vivendo questo periodo più fortunato rispetto a quelli precedenti. Dobbiamo andare a leggere, Francesco, quelli che sono i risultati del girone B di eccellenza per chiudere, diciamo, il capitolo dedicato appunto a questa categoria e poi passare a quella che è di competenza del qui presente Giorgio Stassi, perché insomma c'è da festeggiare, tra virgolette, la vittoria ottenuta ieri contro il Valterici. Allora, 19ª giornata del girone B di eccellenza con Mister Bianco Milazzo 1-3, Gioiosa Leonfortese 0-0, Rosmarino Aci Sant'Antonio 3-1, Atletico Catania Real Siracusa 1-2, Ionica Nebros 0-1, Leonzio Palazzolo 3-1, Mazzarrone Avola 2-2, Ionica Vittoria 1-1 per una classifica che recita Milazzo 44 punti, Modica 40, Vittoria 37, Avola 35, poi anche il Nebros a 35 con l'Avola. Poi Atletico Catania 27 punti, Ionica e Gioiosa 24, Leonzio e Palazzolo 23, Leonfortese 22, Rosmarino 20, Aci Sant'Antonio 17, Real Siracusa 16, Mazzarrone 14, Mister Bianco 6. Ricordiamo che Ionica e Mazzarrone hanno un punto di penalizzazione. Un saluto a tutti, è sempre un'emozione per me vedere una persona come Giorgio crescere, costruire mattone dopo mattone, gol dopo gol, tacchetti usurati dopo tacchetti usurati, inseguire il suo sogno facendo ciò che ama, ovvero giocare a calcio, ma soprattutto è un'emozione sapere che questa persona è il tuo fratello maggiore.
È tuo fratello È Giuseppe. mio fratello. Hai visto? Non sapevo che avessi un fratello. Bravo, belle parole, bravo Giuseppe. Che sia di ispirazione. Era portiere o sbaglio? No, 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 quello è un no. altro. No, 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 no. Mi ricordo uno stassi portiere, ma non c'entra niente. Quindi Giuseppe, bravo, quanti anni ha? No, nel 2004. 20 anni, quindi complimenti. Non gioca a Non calcio gioca. Giuseppe, no, ecco. Eh, promozione perché abbiamo parlato dell'eccellenza, adesso passiamo a quello che è il girone del nostro Giorgio Stassi. Andiamo subito, abbiamo parlato diciamo brevemente in fase di presentazione, ma andiamo a leggere effettivamente quello che è successo nella giornata numero 17 di questo girone A, giornata che Sportisti ha anticipato anche rispetto ai tempi anche del comunicato stesso, un cambio di panchina, adesso lo andiamo a dire. Intanto Cus Palermo Fulgatore 0-0, l'unica partita giocata di sabato. L'Alcam ha pareggiato 1-1 contro il Progetto Giardinello, così come la Margheritese contro il Renzolo Piccolo 2-2. Il Montelepro ha vinto addirittura 6-1 contro il Mazzara, praticamente rifacendosi con gli interessi della sconfitta dell'andata. Regina Mundi un rocambolesco 3-2, fino al 90esimo praticamente perdeva 2-0 Regina Mundi, poi ha fatto 3 gol in 5 minuti, riuscendo appunto a ribaltare questa partita. Sarebbe stata una sconfitta secondo me quasi diciamo definitiva, pesantissima. Colpo di grazia. Sarebbe stato un colpo di grazia per la squadra di Cipolla, siamo contenti così non è stato, ci dispiace per l'Aspra del nostro amico Pagano, ma insomma capita nel calcio, l'abbiamo visto anche ieri con il Milan che fino al 90esimo perde e poi alla fine parliamo di Serie A, è riuscito a ribaltarla contro il Parma. E infine Bagheria Valderice 6-0, non infine perché mi sono saltato il risultato del Bagheria 90-011, non perché non volevamo leggere, ma perché questo risultato ha decretato la fine del rapporto sportivo tra lo Sport Palermo e il mister Scalia. Lo dicevamo che questa voce girava un po' da qualche settimana. Purtroppo per mister Scalia è arrivata la sconfitta che ha portato appunto a una sorta di rescissione consensuale, esonero, dimissione. Ormai non si può sapere la reale verità, ma sta di fatto che adesso l'allenatore dello Sport Palermo è il buon Claudio Grimaudo, caro Francesco, che diciamo è un bravissimo allenatore che abbiamo avuto anche ospite nei nostri anni di Localcio. Ha allenato tra le altre il Geraci, lo stesso Marineo e l'ultima squadra il Lascari Cefalù. E quindi insomma in bocca al lupo a mister Grimaudo per la nuova esperienza, sperando che riesca a ottenere l'obiettivo salvezza, che è l'obiettivo appunto dello Sport Palermo. E un caro abbraccio a mister Scalia, che chiaramente ha dovuto interrompere anzitempo la sua esperienza allo Sport Palermo, quindi insomma fa parte del gioco. Francesco diciamo non è il primo, ma non sarà neanche l'ultimo. Sì, tra l'altro ritrova suo figlio perché Sì. Francesco Grimoto allena la Juniores che sta facendo molto molto bene. Sì, diciamo è un ritorno in sella molto, molto atteso, quello del cavallo pazzo, Esatto. Claudio Grimaudo. Credo prima volta in promozione, adesso perché mi pare che ha Forse allenato solo in eccellenza con l'Ascari Geraci. forse ha fatto la Giusto, promozione, giusto, sì. giusto. Con l'Ascari è andato anche in semifinale playoff, l'anno che poi c'è stata la famosa finale Aspra Accademia Trapani, commentata dal qui presente Salvo Geraci in quel di Caltanissetta, al gol di Claudio Di Giuseppe al Ha uno sputo al triplice 95esimo. fischio, sì. Esatto, Sì, è oltre. ah no, centesimo, una Sì. roba del 99esimo, comunque sì, sicuramente abbiamo fatto venire un po' il sorriso ai tifosi dell'Aspra che ci stanno guardando, visto che ieri, come hai detto tu, una partita che più rocambolesca di quella del Milan, perché il Milan al 90esimo perdeva almeno 1-2, loro al 90esimo perdevano 0-2 0-2. in casa contro l'Aspra Sì. e sembravano, adesso ne parliamo con Giorgio, un po' di quelli che sono gli equilibri del girone, poteva sì essere Sì. il colpo di grazia, invece vanno a passo di carica sia il Bagheria che il Montelepre. Tra l'altro ricordiamo e lo anticipiamo, sabato c'è il big match, il motivo per cui abbiamo qui presente Giorgio anche per introdurre quella che è la settimana, forse la settimana decisiva della stagione, o comunque una delle più Esatto, importanti un bel pezzo di della stagione. Voi avete dato già un bel segnale sabato scorso battendo un Reginonde e comunque nonostante l'inferiorità numerica ve l'ha messa giù dura, cioè Sì, esatto. fino al tuo ingresso, possiamo dire. Poi hai segnato tu
al 42esimo con un gol da punta vera. Insomma, vi avvicinate bene a questo scontro diretto, perché io ricordo che qualcuno nell'ambiente o anche in maniera troppo affrettata, dopo l'uscita dalla Coppa, dopo magari qualche risultato un po' balbettante con la Margheritese, così qualcuno diceva ok, sta calando il Bagheria. Invece, due bellissime vittorie contro Regina Mundi e ieri a Valderice contro una squadra in risalita, segnando 9 gol, tra l'altro, e tornando a essere la difesa, siete l'attacco migliore, la difesa migliore del Sì. campionato. Insomma, avete dato un bel segnale. Sì, sì, noi come ci siamo prefissati ad agosto lavoriamo, siamo in linea con i nostri obiettivi, e cerchiamo di non ascoltare quello che succede oltre il rettangolo di gioco, lavoriamo e niente, andiamo avanti per la nostra strada senza pensare ad altro, diciamo. Ora, sabato scorso abbiamo fatto una gran bella vittoria con Regina Mundi e ieri abbiamo fatto anche un'altra bella vittoria fuori, quindi affronteremo questa settimana con tranquillità, certo sappiamo che è una gara importante, sappiamo che però non è decisiva, quindi siamo tranquilli, lavoriamo e aspettiamo questa partita. Guarda, io poco fa ho letto i risultati, ma non ho mandato, diciamo, non ho letto la classifica che adesso con l'aiuto del buon Salvuccio mandiamo in Devo grafica. fare un po' di ripetizioni di Sì, classifiche, di sono abituato. promozione, visto che ogni Bravo. settimana mi fai uscire col polmone, Ma diciamo, adesso con piacere ti lascio la parola a fine puntata. Montelebre quindi primo a quota 43 punti, 3 punti in più rispetto al Bagheria e 7 in più rispetto a Regina Mundi che è al terzo posto. Figuratevi se dovesse, cioè, Regina Mundi è adesso a 7, senza la vittoria di ieri sarebbe stata addirittura a 10, quindi praticamente una sconfitta che avrebbe messo la parola quasi fine al campionato, ma per fortuna non è così. US Palermo 29, Aspra 28, Borgetto Giardinello 25 insieme al Frugatore, a 20 ci sono Alcamo e Margheritese, 16 Sport Palermo che con la sconfitta ieri è stata praticamente quasi raggiunta dal Bagheria 90-011 a quota 15, 13 Mazzara, 12 Valderice e 10 Renzolo Piccolo. Giorgio, detto che voi non pensate ad altro, non guardate in casa altrui, ma pensate solo a voi stessi ed è giusta come mentalità, ti volevo chiedere se il 2 agosto, 1 agosto, nelle condizioni del campionato e con la consapevolezza di dover affrontare un campionato, anche perché tu sei il capitano della squadra, no? Di dover affrontare un campionato di vertice, perché l'obiettivo conclamato e chiaro della società era quello di salire di categoria, è quello di salire di categoria, se ti aspettavi al 27 di gennaio di doverti giocare la promozione con il Montelegro. Ma sai, Salvo, me lo dici così, ti dico no, perché Giusto? comunque la verità, perché comunque il Montelepre è una bella società e quindi anche loro secondo me si sono vestiti, cioè, si sono trovati là. Esatto. Però secondo me non è un caso, perché un caso è una o due vittorie, già quando fai 12 vittorie di fila non è più un caso, è già una certezza, è già un'organizzazione dietro, quindi faccio i miei complimenti al Montelepre. E noi ce la giocheremo tutte perché comunque gli obiettivi della società non si possono nascondere, sono quelli di andare in eccellenza e per l'organico che abbiamo il minimo che possiamo fare è quello di provarci, quindi Tu hai detto, e quindi ci provate fino alla fine. Tu hai detto che non sarà decisiva, a secondo il tuo avviso, ma è chiaro che voi siete sotto 3 punti, vincendo raggiungereste il Regina Mundi, perdendo vi trovereste a 6 punti di distacco. Quindi io faccio i dovuti scongiuri per voi, tocchiamo ferro e tutte cose, ma secondo te, nella peggiore delle ipotesi, dovesse arrivare un risultato negativo, secondo voi sarebbe comunque sia anche lì ancora la situazione aperta, quindi i 6 punti si potrebbero recuperare o già un distacco così ampio sarebbe complicato da recuperare? mettendo in preventivo che io non ci Non- penso minimamente, Bravissimo, non ci giusto. penso minimamente, ma metti caso. Ma io sono fiducioso, sono tranquillo, sono sereno, per i compagni che ho, con la società dietro, per il mister, il direttore del lavoro che fanno, noi come lavoriamo in campo, io sono sereno. Fino all'ultimo, ce la giocheremo fino all'ultimo.
Ovviamente sappiamo che sabato è una partita importantissima, vincendo agguanteremo il Montelepre e spezzeremo questa catena che sembra interminabile. Però ti ripeto, sono sereno io perché vedo lavorare i miei compagni, per come ci alleniamo ogni giorno, per i sacrifici che facciamo. Sembrano cose scontate, sembrano parole dette e ridette, sono parole dette, però non è così, cioè nel senso c'è un lavoro dietro, ci sono dei sacrifici anche nostri della società, quindi poi quando sei in un ambiente dove ti trasmette serenità, ti fa stare bene, certo c'è sempre la pressione di dover vincere, perché comunque Chiaro? Bagheria è Bagheria e con tutto il rispetto per tutte le altre società che provano ad andare in eccellenza, per me Bagheria è il top come promozione, quindi abbiamo soltanto il dovere di provarci fino all'ultimo secondo dell'ultima partita. Francesco, una cosa è sicura, 2 di queste 3 squadre faranno i playoff, Sì, no? Quindi diciamo ne deve salire una sola direttamente, un'altra deve giocarsi i playoff perché non è come prima. Io questi playoff sono un pochettino più complicati perché dei 4 gironi ne sale solamente una. sì, Quindi, detto che chiaramente queste partono, queste due, cioè no queste due, le due che faranno i playoff partono diciamo avvantaggiate rispetto alle altre perché stanno dimostrando di essere superiori rispetto alla media, però poi i playoff è tutta una lotteria perché per esempio ci metto dentro anche l'Aspra, che è un buon pagano che in una partita secca diciamo non puoi mai sapere quello che ti penso aspetta. che Quindi, sia l'avversario che nessuno vorrebbe mai beccare. Una squadra di esatto. Pagano ai playoff penso che sia veramente Ti volevo chiedere appunto tosta. questo, quanto è importante cercare di evitare questa lotteria, diciamo. Sì, è molto importante. Tra l'altro non dimentichiamo che Regina Mundi ha anche la Coppa. I quarti Esatto. di finale ha pescato il Gemini. No, scusami, sì, il Gemini. Altra società, diciamo che, no, altra, una società che aveva altri piani. Esatto, e che a me sembra palese che stia puntando la Coppa, Esatto. perché Come comunque, progetto. come anche il Borgetto Giardinello, tra l'altro il Borgetto Giardinello è stato al centro di un caso, a mio parere, incredibile per quella che è stata la scorsa giornata, perché se non erro col Valderice ha vinto la settimana scorsa No, col Vardele. 2-1 col gol di Secum, non ricordo adesso l'avversario, con un gesto Margheritese. con la Margheritese, chiedo scusa, con un gesto totalmente non richiesto, il giudice sportivo ha convertito il 2-1 sul campo per il Borgetto in 3-0 per il Borgetto, perché un giocatore della Margheritese era stato inserito in distinta, non poteva essere inserito in distinta, forse perché squalificato, non ancora tesserato, ma non ha giocato. Quindi non ha influito sull'andamento della partita, però nonostante ciò, il giudice sportivo ha detto, sapete che c'è? Non voglio che passi il messaggio che Secum debutti e segni il gol vittoria. 3-0 a tavola. A questo punto chiede a Geraci se Cum non ha segnato, Secum non vale. giusto? Il gol di Secum non vale Nelle perché tue analisi, è stato rubricato oltre a 0, 3-0 a Secum tavolino. poi 2-1. Annullato. Annullato. Il 2-1 è stato annullato. Ah sì? Altro nemico in lista. Ah ok. Qui, tutto come prima. Ah, Ragazzi, ok. Geracidia, non sbaglio. Quindi diciamo, Colpo. se avesse vinto diciamo, il 3-0, il Secum non conteggia. Quindi Non può essere che tu ti sei contato un gol che poi avete vinto a tavolino. 1, È 2, possibile. 3. Può essere, allora, È questo possibile, punto no? può essere. Tu hai segnato, dice no, partita. Facciamo finire la telecamera. L'importante è che siamo arrivati. Poi quando sono, siamo d'accordo. Nessuno Se è al stendiamo la mano, sicuro. Nessuno è al sicuro sotto lo sguardo attento di Salvo Geraci. Nessuno. Non si salva nessuno. Comunque, tornando al discorso che facevi prima tu, giustamente, molto difficile. Quest'anno, tra le altre cose, ci sono tante belle piazze in promozione e sicuramente tutte le squadre che non vinceranno i campionati. Mi viene in mente il Sampdoria Acquedolcese nel girone B, l'Atletico Megara nel girone D, che ieri d'altra cosa ha battuto il Niscemi. Giarre o Garre o Camarat. Camarat, e secondo me occhio anche a chi viene su da quel playoff. Forse il playoff lì lo fanno, in questo momento lo farebbero seconda e terza, credo, perché anche lì ci sono campionati molto equilibrati e invece altri gironi come il girone della Messana, il girone del Niscemi, in cui comunque
C'è chi prova a tenere testa, anche se la Messana credo che abbia 10 punti di vantaggio sul... No, No, la è Messana il è il Niscemi, aveva Niscemi che ha 10 7 punti, non ne ha punti. 7. La Messana ha un punto solo sul Sì, San sì, esatto. Fratello. Ci sono quelle squadre che secondo me rischiano di farsi, tra virgolette, mettere sotto, un po' quello che è successo nella Grasecca l'anno scorso al Vittoria, nella finale di Coppa Esatto. col San Vito, squadra sulla carta data per favoriti, poi è chiaro che hai vinto il campionato, ti può scendere un po' la catena, però c'è la Coppa in ballo, quindi te la giochi. Il San Vito, tra altre cose, con due attuali compagni di squadra di Giorgio, ovvero sia Perricone e Di Giorgio, hanno vinto meritatamente quella Coppa, quindi playoff sono complicati. Noi conosciamo alcune squadre perché gioco forse alcune non le conosciamo, però è chiaro che noi che conosciamo l'Aspra, tu hai nominato l'Aspra, sia per i giocatori che ha a disposizione, basti dire, a proposito di Bomber, ne abbiamo uno accanto qui, Fabrizio Monti, Che ehm, Giorgio ci ha giocato pure Giorgio ci ha una anche stagione, giocato al mezza Casteldaccia stagione. e ti posso dire che a Misilmeri ancora si ricordano di voi due, questo è poco ma è sicuro. Però a prescindere le squadre di Pagano sono sempre toste, difficili da affrontare Infatti perché mi sorprende questa sconfitta di Mister Pagano questa infatti domenica perché Veramente non è cosa sua. zero. Già è difficile che perda una partita. Pensa che 2-0 prende sotto. gol, sai che perché uno che si mette là, prenderne 3 in 5 minuti, forse è mai successo per No, Pagano. secondo me no. Lui, infatti, oggi non lo. Non oso Al immaginare. microfono spenti noi ci sentiamo spesso ogni lunedì, ma oggi non l'ho voluto chiamare perché non ho voluto rischiare 3 ore di discorsi perché sicuramente lui ancora non ci può Però dormire. occhio perché Salvo ora dirà non sono 5 minuti, ma sono 6 minuti e 12. Cioè, Già sta ridendo tutto i Sì. baffi. Che non ha. Detto questo, insomma, è un cliente scomodo, sarà sicuramente per tutti quelli che faranno i playoff del girone A di Ti promozione. posso dire una cosa? Sì. Io l'anno scorso i playoff li ho vinti l'Avola. Sì. Io non so quanti siamo live in questo momento, ma anche magari chi ci vede dopo. Alzi la mano chi ai nastri di partenza pensava che l'Avola potesse andare a vincere i playoff. Era letteralmente una delle squadre più deboli Ah, sulla quello che ha carta tra fatto le poi la 16. finale. Avola che ha fatto la finale perché comunque hanno un progetto molto, molto Eh, interessante. C'erano squadre molto più quotate l'anno scorso, almeno sulla sì. carta. Per esempio, mi viene in mente l'anno scorso c'era anche Salvo con me. Siamo andati a vedere Parma Valle Bagheria del playoff del girone A. Se non erro, era ancora semifinale, forse. semifinale, sì. Era semifinale. Tra l'altro, Bagheria, tu eri là con Sì, Pagano, l'anno scorso. voi siete andati lì praticamente quasi da, diciamo, sconfitti sulla carta, ma poi vi siete giocati una partita Sì. alla pari se non di più. Anche se comunque sempre è difficile vincere a A, Mondello. Cioè a Montella, Però ce la siamo due risultati su giocati, sì, tre sì. per loro, ve la siete giocati, Sì, sì, dico, sì, alla L'avete mi grande. portata ricordo al bene. Un supplementare, se non supplementare, sbaglio. sì. Sì. Assolutamente. E io già immagino Pagano come prepara quella partita. Occhio che c'è Sì. c'è un testimone oculare dello stato di salute di Eh, Pagano tra i commenti. Io l'ho sentito a Pagano stamattina ed era ricoverato, scrive Dario Ribaudo. Dario, che tra l'altro a proposito di Bagheria, Pagano, c'è un filo rosso che unisce tutto. Io a Peppe non l'ho chiamato oggi, scrive Mauro, e Menzolo mi dice questa giacca rosa mi fa morire. Perché era con la giacca rosa, no? Chi? Non lo so. Chi era con la giacca rosa, Enzo? Se era Pagano, mandatemi una foto, Per per favore, favore. mandateci una foto di Sì. Pagano con la giacca rosa. E niente, diciamo che Pagano più o meno tutti questi giocatori dell'Inter li ha allenati, Giorgio uno di questi. Sappiamo benissimo come prepara Peppe queste. Ed ha anche vinto un playoff di promozione, Ecco, solo con la vecchia formula, e tu ne sai qualcosa. l'ha vinto sia col Marineo, No, col no, Marineo col ha Marineo vinto il campionato, nello allo spareggio col Spezia. Misilmeri. Col tuo Sì, Casteldaccia nei avete playoff. siamo vinto saliti con i playoff, sì, però sì. c'era ancora il vecchio format con A contro B e C contro Sì, D, perché ne salivano 2 di 4 gironi, invece questa volta è contro 1. l'acqua dolce. No, No, contro la Torrenovese, Torre no, Novese, avete giocato, mi ricordo, a a Gangi, Gangi. a 3-2. Gangi, bellissimo campo tra Tra l'altro. l'altro Dario ha segnato pure il punto del 3-1. Sì, Lagrimucce sì, per Salvo. Sì, 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 no, bei momenti. bei ricordi. Per un'altra domanda a Giorgio, prima di lasciare poi la parola a Francesco per tutta la carrellata, quella che a lui piace molto, dei gironi B, C e D. Giorgio, tu essendo capitano, diciamo, hai anche avuto voce in capitolo su determinati, che ne so, anche giocatori, compagni di squadra in ambito mercato. Io non so qual è, diciamo, la strategia che utilizza
il DS Tantillo, se è uno che parla con voi giocatori, si confronta per poi agire o meno. Quello che ti voglio chiedere è, nella formazione della rosa, diciamo ad oggi, se tu potessi dare una tua opinione, diciamo, se siete secondo te al completo per poter già con questa rosa poter giocare un campionato di eccellenza, perché noi l'abbiamo detto in tutte le salse, questa squadra doveva fare l'eccellenza, poi per uno 0,20-25 non l'ha potuta fare, quindi diciamo si sono diciamo accontentati della promozione perché il LASK, se non ricordo male, Sì, che sì, è la ripeto. sofferenza del Bagheria. Ad oggi, squadra, diciamo, la tua squadra con Lucera, Di Giorgio, Perricone, Stassi, Gio, dove secondo te dovrebbe intervenire, se deve intervenire per poter disputare un campionato di eccellenza, o se già secondo te siete già pronti per poter fare questa squadra? Io innanzitutto penso a fare il mio, cioè nel senso penso a stare in campo, a fare bene in campo, poi il lavoro lo fanno bene chi di dovere, chi già c'è quest'anno fa bene il suo lavoro. Io penso che con una squadra simile già sta stretta la promozione, è evidente, anche se siamo sotto 3 punti dalla prima. E io penso che con questa squadra, con qualche ritocchino, già secondo me è pronta per un campionato di eccellenza, anche se andando a vedere mezz'oretta di Parma sabato, come già so, l'eccellenza è un'altra cosa a livello proprio di organizzazione, già trovi squadre anche quelle che lottano, diciamo, per salvarsi, che sono anche organizzate, quindi è anche difficile, ogni partita è difficile. Però per la squadra che siamo, per gli elementi che tu hai citato, secondo me c'è poco da fare su questa squadra. Anche il mister ha delle buone idee, comunque ci fa allenare sempre al massimo. Mister Angelo è una grande persona, Ciccio fa bene il suo lavoro, i presidenti sono, Non manca di sono, niente. sono, sono delle persone, diciamo che in questo mondo ce n'è ce n'è poche. Quindi secondo me è una società abbastanza ambiziosa. E quando sono arrivato io qua a Bagheria, sono arrivato come una delle tante società. I giocatori cambiano tante società. Sono arrivato a Bagheria, sì, sai, come una delle tante, e poi pian piano, stando a contatto con queste persone, vivendo la società, capisci il valore delle persone diciamo, dei progetti che hanno su Bagheria, sono davvero delle cose importanti. Tra Quindi l'altro, figuriamoci a tribune aperte con tutto il pubblico aspettiamo questo ma momento da almeno un anno, quindi mamma mia. dovrebbe mancare poco. Speriamo che verrà tanta gente come mi auguro. E magari festeggeremo insieme quest'anno. Chi lo Sarebbe sa? bello Sarebbe bello, chi lo sa. l'obiettivo, o che sia dal campionato tramite i playoff, insomma, quello che succeda, la promozione in Dopo eccellenza. i sacrifici che fa Eh, questa società da 2 anni, se lo merita, diciamo. solo me. Francesco, parola a te, poi ho qualche ultima curiosità su Giorgio. Pronti? Vai. Allora, girone A l'abbiamo letto, quindi girone B, 17ª giornata, queste sono le classifiche. Allora devo andare a vedere i risultati, abbiate un po' di pietà, ma c'è un po' di Sono confusione tanti. nella mia galleria, c'è un po' di confusione. Allora, Messana Valdinisi 2-0, San Fratello Acquedolcese 2-1 contro il Monforte San Giorgio, Galate Atletico Messina 1-1, Mistretta Sant'Angiolese 1-1, Orlandina Aluntina 3-2, Romende Nuova Rinascita 2-1, Polisportiva Sant'Alessio Città di Villafranca 1-2, per una classifica che vede la Messana al comando con 45 punti, San Fratello Acquedolcese 44, Promende 32, Forse qua non si fanno i playoff. e qua no, Sì, non sì. dovrebbero farsi playoff stando così le cose. Promende 32, Orlandina 31, Mistretta 29, Monforte San Giorgio 27, Sant'Angiolese, Valdinisi e Villafranca 24, Galati 14, Atletico Messina 13, Nuova Rinascita 10, Aluntina 9, Polisportiva Sant'Alessio 6 punti, girone C. Belpasso, Calcio Santa Venerina 1-1, Casteltermini Santa Domenica Vittoria 1-1, Gemini Serra di Falco 1-0, Giarre Riposto 4-0, Nicosia Aragona 2-1, San Pietro Calcio Camarat un lieve 0-7. Per una classifica che vede Camarat avanti con 39 punti, Giarre 36, Nicosia 28, Aragona 26, Belpasso 25, Gemini 23,
Santa Domenica Vittoria e Villarosa San Sebastiano 20, Calcio Santa Venerina e Casteltermini 18, Sera di Falco 16, Riposto 11, chiude il San Pietro Calcio con un solo punto. Girone D, infine, con i risultati del girone D, ce l'abbiamo. Pro Ragusa, Aci Catena 5-3, Aci Galatea Santa Croce 0-2, Atletico Magarani Scemi 3-1, Frigintini Aci Bonaccorsi 0-2, Gela, anzi Vigor Gela, Città di Canicattini 3-0, Gimini Cascordia Priolo Gargallo 2-1, Scicli Noto 1-4 per una classifica che vede, appena riesco a prendere un secondo, ce l'abbiamo. I Scemi La cosa 45. assurda è che il Niscemi ha vinto così tante partite che ha solo 7 punti di vantaggio cioè ha perso la seconda partita della stagione ieri Sì. e ha solo 7 punti sull'Atletico Madrid, quindi per far capire Ha perso 2 partite e ne ha vinte 15. è assurdo. Quindi Niscemi 45, ma perché l'Atletico Megara sta tenendo un Esatto. bel ritmo, a 38 punti, Priolo 31, Pro Ragusa 30, Vigor Gela 28, Noto 25, Acicatena 24, Gimini Cascordia 21, Santa Croce 19, Scicli 18, Aci Bonaccorsi 17, Ace Galatea 15, infine Canicattini e Frigintini a quota 14. Hai letto, Francesco, i gironi B e C, che in questo momento c'è una distanza ulteriore 9 punti tra la seconda e la terza. Ma in questo caso è una domanda. Praticamente loro vanno, magari se la sa anche Salvo, se lo sai tu, vanno direttamente alla finale playoff. Cioè non fanno giocheranno Dovrebbero affrontare la vincente del playoff del girone. forse A e B sono Sì. contro, B, C Cioè, e D. attualmente il San Fratello attenderebbe la vincente del playoff del girone A Esatto. e nel caso in cui il Giarre dovesse staccare, per dire, la terza in classifica nel Sono girone C, andrebbe a beccare, penso, l'Atletico Megara, esatto. perché il Megara ha 7 punti sul Sì. Priolo, il Giarre ha 8 punti sull'Aragona, sul Nicosia, quindi si sta profilando una situazione per cui tutti i calcoli che abbiamo fatto fino ad ora non serviranno Esatto. pressoché a nulla. Forse appunto il girone A e non è neanche detto che faccia i playoff, dipende tanto da Regina Mundi, perché se Regina Mundi magari va avanti in Coppa, magari molla un po' gli ormeggi in campionato e Poi avete ancora, mi pare, il Nicosia sì, in Coppa, sì. sì, sì. Sì. Credo sia stata l'ultima partita prima dell'incidente, Sì, correggimi se esatto, sbaglio. lo stesso giorno. Sì. E poi siete usciti invece col Gemini. Poi siamo Ai calci di rigore, sempre quel una girone. partita. Partitaccio. Ti posso Girone dire 10. fino al 70° della gara di andata tutto avrei pensato meno che il Bagheria uscisse dalla Coppa, No, perché 3-0 hanno è stato. stavamo dominato 3-0 dopo 20 minuti. hanno dominato il primo tempo. Sì. Poi avete sbagliato pure tanti altri gol per fare il quarto. E poi quel Abbiamo diavoletto di Mirko De Miere, i rigori Esatto. sempre il suo, sempre lui. Lo avremo prima della fine della trasmissione, Esatto. lo avremo. Grande amico di Salvo Geraci, Mirko De Miere. E allora, Giorgio, per chiudere, perché noi al solito in chiusura facciamo chiediamo le ultime cose ai nostri ospiti, tu poc'anzi hai menzionato Angelo Tomasello. È chiaro che nell'arco della tua carriera hai avuto così tanti allenatori che diciamo fare un bilancio sarebbe anche impietoso nei confronti di quelli che magari ti puoi anche dimenticare. Però insomma, ci sono allenatori come Pagano, ci sono allenatori come Tomasello. Pagano l'hai avuto l'anno scorso, anche se hai avuto Tomasello, poi Pagano e poi di nuovo Tomasello. Poi insomma, tanti altri allenatori. Ti volevo chiedere più che altro la differenza tra Tomasello, che diciamo è un allenatore che ha un'identità ben delineata, molti ce ne parlano bene, chiaramente per il bel calcio che fa giocare le proprie squadre, Ma che è non la solo. verità, e non so, ecco, Non solo lì, perché io sono lì volevo esatto. arrivare. E quindi spiegaci, raccontaci più che altro quello che è il tipo di allenatore che è Angelo Tomasello e se vuoi o non vuoi, questa è una scelta tua, fare un confronto con quelli che hai No, avuto ma anche sai, in esatto, precedenza. io confronti, cioè, nel senso posso dire soltanto che sono due tecnici molto, molto preparati, ognuno con le sue idee, ognuno vede il calcio come piace. Pagano ha le sue idee, ha il suo modo di interpretare il calcio, Tomasello ne ha un altro, ha il pregio di far giocare molto bene le sue squadre, che non vuol dire che le sue squadre sono prive di identità o prive di animo o prive di cattiveria. Ti posso dire che il mister è un grande allenatore, porta avanti le sue idee nonostante tutto, nonostante le sue magari dei momenti di difficoltà, porta sempre avanti le sue teorie, il suo calcio e a me piace, cioè nel senso io
Conosco allenatori che portano avanti cioè la propria filosofia nonostante tutto e non cambiano, non si inventano nulla. A me piace. Io mi trovo bene col mister, come comunque mi sono trovato con quasi tutti gli allenatori in cui sono stato, quindi non ho mai avuto problemi con nessuno perché sono sempre stato io un giocatore molto a disposizione dell'allenatore, quindi non ho mai avuto, se non qualche eccezione, problemi con uno o con un altro. Sia l'anno scorso con il mister Pagano, con il quale magari mi spronava perché magari aveva questo tipo di carattere un po' più impulsivo, un po' più duro, che con il mister Tomasello che in altri campi mi tira fuori, diciamo, il meglio di me. Avevo avuto così tanti allenatori che, insomma, anche Mutolo forse ha avuto quando, Sì, con quindi... Corrado abbiamo sfiorato Ecco, anche infatti, la Serie D. Ho detto Mutolo perché Castronovo ha mandato un messaggio, un abbraccio al mio bomber Giorgio con il quale ho lavorato Esatto. diversi anni, sfiorando la D con la Parmon dei miracoli nel lontano 2014. Per me è uno degli attaccanti più forti di queste categorie e quello era Grazie, il... grazie. Io se non ricordo male avete iniziato Mutolo. insieme anche a Misilmerico, con Mutolo, Con Mutolo sì, 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 quando c'era il presidente. presidente Cotto. Cotto. Francesco, curiosità per Ma Giorgio. guarda, la curiosità è sulla... è un po' una domanda, premetto, è una domanda abbastanza banale la mia, che presuppone una risposta, non dico altrettanto banale, ma quasi. Eh, abbiamo ripercorso stasera, ora per ultimo col messaggio dell'avvocato Castronovo, quella che è stata una delle tue, diciamolo, prime tappe da calciatore fatto e finito, ovvero sia quell'annata con la Parmonval. È quello che ti chiedo io, al netto, tu sicuramente, io già so la tua risposta perché vi conosco ormai, voi che giocate a calcio, soprattutto a questi livelli, che comunque portate avanti il calcio così com'è. Dove si trovano per gente come te che ha sfiorato la Serie D, che ha giocato tanti anni in eccellenza ad alti livelli e che comunque ovunque sei andato hai segnato, che ne dica Salvo Geraci, dove si trovano anno dopo anno gli stimoli per carità, io conosco la realtà Bagheria, gli stimoli, mi puoi dire tranquillamente tu per primo, vengono da soli, sia a livello umano che a livello di costruzione dirigenziale, eccetera, eccetera. Ma dove si trovano anno dopo anno in un calcio che comunque cambia, anche a livello dilettantistico sta cambiando un sacco il calcio qui in Sicilia, gli stimoli per spingere fin dal giorno 1, fin dal giorno del raduno estivo, fino ad arrivare a dopo 8 mesi di stagione a dire ok, è finita la stagione, ho già la testa a quella dopo. Sì, e la risposta è amare ciò che si fa, perché se non provi amore per il calcio, ogni anno che passa non vedi l'ora che finisce. Invece io sono un tipo, cioè sono sempre stato un tipo di persona che ho sempre dato tutto per il calcio. Ho sempre amato questo sport e fortunatamente eh, qualche soddisfazione me l'ha fatta prendere e ogni anno è sempre una nuova sfida per me, è sempre una nuova battaglia, quindi cerco sempre di dare il massimo, cerco sempre di migliorarmi anno dopo anno, sempre con la mia umiltà, comunque sono sempre stato un ragazzo umile che lavora tanto in silenzio, senza chissà che arie, diciamo. Lo stimolo lo trovo dentro di me ogni anno di fare sempre meglio. Fin quando posso, Francesco, io voglio giocare. Quindi penso sia una risposta proprio detta così, con il cuore. Quindi io amando questo sport ogni anno per me è una cosa banale e scontata ricominciare con la voglia, con molto più voglia dell'anno precedente. Quindi Ti faccio una domanda che ti metterà in difficoltà. No, è una stupidaggine. no. Però devi pensare velocemente. Voglio che tu mi dica chi è l'attaccante in questo momento più forte della promozione, tolto Giorgio Stassi, e chi è l'attaccante più forte dell'eccellenza. Mi fai Attaccante, ste domande, domani si va ad punto. allenare. Ho capito, ma Dai. non può dire Giorgio Stassi, non puoi dire Parliamo di nel 9, giusto? nome, Di 9. 9, 9, lascia Ok. stare il Bagheria. Bagheria non ne puoi dire, così non si offende Al nessuno. momento devo dire Pirlo Monterrey. Cristo, benissimo, bravo. Anche se è capitato, perché io l'ho visto una volta sola contro di noi. Mm, Non mi è piaciuto.
Contro di voi non mi è piaciuto. Però numeri alla mano, statistiche, anche vedendo qualche partita poi dal vivo mi sono ricreduto perché è un gran bel giocatore. Ed è Tutta la benzina promozione, sul fuoco sì. verso sabato. Oh, Mm. però ho detto che numeri alla mano. Mentre eccellenza, chi è l'attaccante più forte dell'eccellenza? Io dico, da esterno. Eccellenza ci sono tanti bei giocatori, tanti bei numeri 9, ne potrei dire a milioni, quindi ovviamente metto i numeri 9 delle prime due, quindi Basta, Kudiak da un lato, esatto, e là Spinola, Kudiak, Micoli. esatto. Non so quale scegliere, quindi perché sono davvero dei giocatori forti. Tanto il Quindi capocannoniere ce l'ha Orifici, quindi di che parliamo? Di che parliamo? Anzi, salutiamo Marco Mineo. Ogni volta che segna Speruzzo dobbiamo salutare Marco Mineo. Abbiamo Ma questo Speruzza, ma obbligo. Mineo pure con Giorgio Sassi, sì, si è inventato la una staffetta l'ha cominciata pure sciassata. con lui, poi l'ha riproposta con Sferruzzi. Insomma. Ah, voi, di Sì, nuovo? sì, Io non lo sapevo. Ce e l'ha, qui, sta ce l'ha, aspetta il mister, ce l'ha. ce l'ha, ce l'ha. Ciao, mister. Chiacco Verciano, tutto questo, ci osserva. Sì. Detto questo, Francesco, penso che abbiamo come al solito passato quest'oretta anzi abbiamo cominciato pure un pochettino prima questa Sì. sera, con felicità e serenità. La prossima settimana sarà una settimana molto importante perché appunto sarà la settimana di Bagheria Montelepre. Inviteremo probabilmente qualcuno del Montelepre per par condicio, visto che questa settimana abbiamo Sì. avuto il Bagheria. Vediamo con quale spirito arriverà e si siederà sulla nostra poltroncina. Speriamo Eh, sia di cattivo. Giorgio Sperate di cattivo, non mi aspettavo questa affermazione. Noi quello che ci auguriamo è che sia una bella partita, sportivamente parlando, perché è quello che ci auguriamo tutti, che si cominci in 11 e si finisca in 11 da entrambe le parti, che non ci siano polemiche arbitrali. Quindi anche se è una cosa che sicuramente qualcuno... Salvo, per favore, non ti fare riconoscere sabato pomeriggio. Mauro, Mauro, Fatti Mauro, che sei, diciamo, l'osservatore arbitrale, cerca di essere, diciamo, presente per capire gli errori che farà l'arbitro. Insomma, scherzi a parte, che sia una finale anticipata di un girone A che ci sta, diciamo, riservando tante belle sorprese. Siamo contenti di poter Che non sono più raccontare. sorprese ormai. È bravo. Perché come ripetevo prima, la sorpresa è 1 o 2 settimane, già quando fai 12 12 vittorie, partite. già vuol dire che c'è qualcosa che di buono c'è. Di Sì, buono, sì, sì. sì. E tra l'altro, sai che ti dico, quello che riflettevo, 1, 2, 3 volte non decidi una sorpresa, quindi non sai come affrontarle, vabbè, fortuna, vabbè, invece dopo 12 partite conosci tutti, Pirsi, Russomando, eccetera, eccetera, quindi sai più o meno come limitarli, ma non ci riesci Anche perché evidentemente. 12 partite sono quasi un girone, quindi Sì, un girone credo per l'ultima cui... sconfitta col Bagheria. Quindi da capo Eh, da Bagheria a Bagheria. Da da Bagheria a a Bagheria. Bagheria. Quindi, Vedremo. forse ricorsi storici, punto interrogativo. Non lo sappiamo. Ripeto, ci auguriamo che sia una bellissima partita. E Tra che l'altro, Salvo porti bene. e che salvo porti bene. Per il Bagheria. Non ridere, vedi? Tra l'altro, Lui ride. il Montelepre dalla sua ha il fatto che ha 2 risultati su 3, perché può anche vincere o pareggiare. Il Bagheria ha dalla Io sua... che non mi sembra non la vedo come squadra che si accontenta di No, fare il pareggino, lui verrà a Bagheria a fare la partita. giocherà per Provare a vincere, fare. mentre il Bagheria dalla sua chiaramente il fatto che giocherà in casa e potrà sfruttare al meglio il fattore campo. Detto ciò, io ringrazio Giorgio per la sua presenza e anche disinvoltura. Lui temeva, diciamo, i microfoni e le telecamere, ma io ne ero sicuro. Non sono Giorgio. uno che ogni giorno fa... Non si No, vede, va. no. È Poi stato siamo... stimolato alla presenza del regista, Sì, Sì, lui in sì. questo momento particolarmente avverso, quindi diciamo. Poi a telecamere spente ci prenderemo un caffè sì, infatti. per specificare un po' la situazione. Grazie a te, Salvo, a Francesco, a Salvo, per questa bellissima sera. Complimenti per i 17 gol e per i Grazie. 102 e in bocca al lupo per la partita di Speriamo sabato per il pomeriggio. Ricordiamo, purtroppo, questa è una cosa che dobbiamo specificare, sarà a porte chiuse, ma per fortuna ci sarà Salvo Geraci e in generale Sportisili a raccontarla. Francesco, Io direi che abbiamo iniziato la serata guardando attentamente poi Ampalo. sì, L'abbiamo proseguita con accanto la versione palermitana di Gyökeres, stanza alla mano, serata dei bomber, possiamo dire,
In bocca al lupo naturalmente al Bagheria al Montelepre per la super sfida di sabato. Inizia febbraio. Febbraio è mese di scontri diretti. Ce ne sarà uno Sì. in eccellenza, ce ne sarà uno sabato. Io non so E il voi, prossimo il 23, Athletic. il 23. Ok, tra due. Quindi a fine l'ultimo weekend di febbraio, quindi allacciatevele bene queste cinture perché febbraio sarà bello intenso. Solitamente si dice che a marzo bisogna guardare le classifiche. Quindi si finisce febbraio, a marzo tiriamo la linea, promozione, eccellenza e tutte le categorie. Noi ci vediamo lunedì prossimo. Ciao a tutti, Ciao a tutti. buonanotte.